scale in discesa con le scarpe da ciclismo, sempre bello. Ugo non mi caga, è anche il suo compleanno. Seduto, su, bene, il potere Ugo. No, seduto, su, tanti auguri. Addio regalo. Bene così e via. Io giuro volevo farvi la scenetta di io che mi cambio, ma se mattina Tosi, non so neanche se le gambe stanno connettendo col cervello. Sto pedalando infatti, fuori rotta, chiaro, partiamo bene. Ciao Bragotters, visto che è un mese che piove e che ogni mattina mi sveglio, mi affaccio alla finestra e dico Basta acqua, basta, basta, basta. è esattamente così. Oggi ho deciso di fare una sorta di piccola scaramanzia personale nei confronti di questo meteo infausto. Oggi vedo che c'è poesia qua. Di fare una missione che ho in mente da 5 anni, da quando ho cominciato a pedare, insomma, mai detta che a volta. Come sapete, in questa splendida regione chiamata Veneto, popolata di gente fantastica, c'è di tutto. Chiese e montagne e colline, i fiumi, i laghi, i bar, le osterie, tanti bar, e c'è il mare, ragazzi, che per noi veneti è una sorta di isola felice, nonostante insomma non sia granché, però Ogavi voi altri della Lombardia, Ogavi, e ora sì. E quindi oggi, spinto da una vena epica e poetica, ho deciso di andare a Jesolo. Ma questo viaggio pone due problemi. Il primo è che non ho la minima idea se mai arriverò a destinazione, non tanto per l'andata ma per il ritorno. Sono 206 km, ma ne farò sicuramente di più, in quanto mi perderò almeno 10 volte. E il secondo è che per motivare me stesso a tornare mi sono portato via solo un costume e una canotta, anche perché qua dentro non è che sta tanta più roba. Chi pensa questo che mi sente parlare da solo? Ma come ormai avrete imparato a conoscermi, c'è un motivo preciso per il quale ho deciso di intraprendere trattore, questa piccola personale avventura. Voi vi starete chiedendo, ma magari anche no, ma con tutti i posti che c'è, come mai proprio a Jesolo? Come mai proprio nella provincia di Venezia? Ebbene ragazzi, ho una missione personale da portare a termine, ma per scoprirla dovrete guardare il video fino alla fine. È una missione poetica, romantica, è una bella missione, insomma, una missione veneta. Vediamo se Gavi indovina. Guarda che bello però, la campagna. Sono al 30° chilometro e se penso che devo farne ancora 200, no mai, di più. Ma con la mia Villier faremo questo ed altro, ce la faremo. Perché parlo al plurale? Quanta gente che sei? Vedi, gente no. Magari torno a pedalare un pochetto, va, se no domani mattina sono ancora qua. È che non riesco a non parlare. Lo so. Seguo io il mio. Proviamo gli altri. Ciao, salve. Ho capito che per fare delle distanze simili bisogna assolutamente partire con calma, col proprio ritmo, trovare la giusta pedalata, dar piano, insomma, vabbè, e conservare le gambe il più a lungo possibile. Occhio qua, piccolo strappetto in salita. Dai tutto Robby adesso, su sui pedali, dai di frullata, dagli la bragottata. Sta sentata, che appena parlato, sta buono, no? Ti mancano solo 160 km, sta tranquillo? È vero, ci vuole dell'allenamento, per carità, anche perché sennò pedalo veramente poi il cazzo. Ma quanto mi piacciono sti accenti, ciao, anch'io voglio uno davanti che mi tira. Ho capito che la parte più fondamentale di un lungo viaggio la fa la testa, è tutta una questione mentale, quindi ponendosi un obiettivo teoricamente dovrebbe aiutarmi a star tranquillo, ad arrivare a farcela. Che sono un problema della testa, che mi go veramente una testa da cazzo. Santa Croce del Montello. Garmi, va che devo andare al mare. Montello, no, in giù, no in su. Vaimona. Quanto era bello il video del Vaimona. Sapete che sto pensando di spiegarvi altri detti e parole venete nei prossimi video. Cosa ne pensate? Potrebbe essere divertente. Ovviamente per un viaggio così lungo non potevo farmi mancare dell'ottima Monster Mango Loco, ciao ste, delle barrette dell'Idol offerte da mia madre, ma oggi ragazzi esageriamo, e dall'Idol sono arrivato all'Aliper con tanto di gel Energy siori. Roba seria? No, ai pioppi, ma guarda dove sono. Io qui volevo fare il compleanno. Questo ragazzi è il più bel posto del mondo. Probabilmente un giorno farò un video dedicato. Ci ho lasciato l'adolescenza e in realtà anche l'età adulta. Riverserà tutto prima o poi. A proposito del partire piano, giù sul manubri qua, pezzettino in discesa. Ciao, eccola la curva del correntaio. Madonna che gaseria. Già finito, sta buono. No, non ce la faccio. Ma vai, gasato. Ma che bello è quando si acquista un po' di velocità senza sapere dove si è. No vabbè, ma questa curva qua, giù il ginocchio a destra, tutto. Ma come tiene questa bici? Attenzione la controcurva, giù il ginocchio a sinistra. Ma chi sei? Vai Vale. No, fuori rotta. Ero così gasato dalla discesa che era ovvio che sbagliassi strada. Ma Vaimona inteso come Robby, non potevi stare più attento al tuo amico Garmin e svoltare dove ti diceva? Tipo qua? Bravo. Cioè guardate la meraviglia dei campi veneti. Questo non è un campo, questo è vin, questo è il beo. Distese sconfinate infinite dei vin. Che buon. Abbiamo il vino migliore del mondo. Dai, adesso arriverà il francese del turno. Ma lo champagne con le Riene, la Paz, ma punto mettere col prosecco. Fammi fare una pausa e farvi vedere di nuovo nel mio canale il Piave, mormora, calmo e placido al guarda che bello. Andiamo a fare il bagno. Missione, non pensare ad altro, gasato e via. Quanto soi? 43 km. So quasi arriva.
ripartio, sono ripartio. E guardate che ciclabile, bellissima. Che voglia di farmi un bagno che ho. Neanche andasse al mare. Arosta. Questa in Veneto se Arosta, dove buttava i cadaveri praticamente. Sì, più o meno. Piccola storia Instagram. Sì, sono proprio semo. Ora un po' semo. Così vi rendo partecipi delle mie cassate. Se volete interagire mi trovate su Instagram. Questo qui e ne sparo de cagate. In più potete vedere anche il mio lavoro, perché non sembra, ma sono un fotografo in teoria, senza più un lavoro. Me la cavavo anche una volta, prima della pandemia mondiale. Mi sa che mi attacco un po' a lui. Io dico o non io dico? Ho un Velox inventato da Simon Gruber. Non fiatare, Roby, non te sente. Vedete, la cosa bella di trovare qualcuno davanti è che tagliandoti l'aria ti fa fare pochissima fatica per qualche chilometro, tipo 3. La cosa brutta di fare video è che ogni tanto finisce la batteria e di conseguenza devi fermarti. Che sboro! Ed è meglio che entro nel mood di che sboro, perché fioi, sono quasi in provincia di Venezia. Dov'è il mare? Dov'è? Siamo arrivati. Se avete ancora dubbi di che cosa si può coltivare in Veneto, perché un veneto quando non sa che cosa coltivare, che cosa coltiva? Vin dappertutto, vino ovunque, prosecco, valpolicella, cabernet, merlot, il vin, quello buon. Che voglia di vinello che ho adesso. Perché devo parlare di sta roba? Non posso parlare di Mona? No, forse se peso. Sono al 75esimo chilometro ed ora ho un problema liquidi. Parlando di vin, no, fisso sulla missione da portare a termine, quindi no vin adesso, no. Non è che devo far pipì, perché tutti i liquidi che ho ingerito li ho buttati fuori da ogni poro della pelle, compreso il buso del culo. Non mi ricordo chi di voi mi ha consigliato l'app Fontanelle. Qua non che neanche al can del Pignataro, figurate una fontanea. Vediamo se è vero che dove c'è una chiesa di solito che usa l'acqua, non intendo l'acqua santa, da Sime da Bea. Ciao, acqua, se no vai in Mona, vai al bar. Adesso che Severti, solo che non posso entrare al bar perché so che dopo non bevo l'acqua. Roby, non pensarci. Ma candall'ostia, neanche una fontanea. Comoda le bike, ma perché avere il motore quando si hanno i pistoni naturali? Voglio capire. Ha veramente aperto il mercato a un mondo a cui prima magari era estraneo, visto che fa bene alla natura e visto che fa bene anche al corpo. È stata proprio una bella invenzione, ma anche che penso come la GoPro non potevo pensare che prima anche a me sono proprio Mona, ragazzi. Con un pizzico d'orgoglio quanto sto abbastanza bene. Cazzo d'Isito. Jesolo! Siamo Jesolo città però, no Jesolo Lido, manca ancora un po' per vedere il mare. Siamo al 100° chilometro, devo ancora recuperare l'acqua, non perché non ho trovato da bere, ma perché ho messo proprio da smettegare. Jesolo! Ma c'è poco da festeggiare ancora e stare concentrati. Dai con sta rotta troia, guarda come mi gaso, via verso Jesolo Lido. Piano Roby, sì copà, capisco l'euforia ma sta buono. Altra piccola rotta troia, la poesia regna sovrana qua. Ma che bella ciclabile, ogni tanto anche in Veneto, quindi figa. Salve, scherzavo altra piccola rotta troia e se non fosse chiaro, non so, magari un po' più in grando. Jesolo! Cioè, sono arrivato, grattacieli ovunque. Ma dove siamo? Milano centro? La quantità di Mona in sto posto non è quantificabile. Non avete idea ragazzi cos'è questa via qua d'estate. Qua mi sono fatto tante di quelle tedesche inteso birre medie, no? Tedesche in vacanza, giovani, biondine, con gli occhi azzurri. No. Incredibile. Cioè, no, per dire, farà anche a cacare il mare Adriatico, ma bandiera blu. Voi in Lombardia, Gavi? Tutto avrei pensato nella mia vita, ma no, andare sulla sabbia con la bici da corsa. Certo, adesso fermo. Ma che soddisfazione è? Che voglia di fare un bagno. E ora ragazzi, dopo essere arrivato illeso, poi non so come l'ho fatto, vado a trovare uno dei miei migliori amici che abita qui e che nonostante sia uno jesolano doc, è uno degli snowboarder più talentuosi d'Italia. Chi è? Ve lo mostro subito, anche perché deve darmi da mangiare o copo, se no. Eccoci qua. Nicolas Bridgman, signori. Skate, savatta infradito, un buco sullo stinco. Che sboro. Bridge. Bene. E dopo essermi messo in modalità moda mare 2020, bacco che robetta. Quale mai sarà la mia missione oltre a togliermi una bronzatura imbarazzante? Sì. Oltre che farmi un bagno al mare, tipo -20. Freddissima. Forse con un po' di zoom, ma soprattutto per una missione fondamentale, lo spritz. Salute ragazzi, salute. E comunque mai una figa. Fatto anche questo, adesso puoi anche partire, no? Devo tornare a casa, sul serio. È essenziale lo spritz per tornare indietro. Ciao Bridge. Ciao vecchio. Quante ciapette. Che poi perché fare 103 km solo per uno spritz? Ora ve lo spiego. Voilà. Maria Vergine, sto tornando a casa. Piazza Mazzini ragazzi. Quanti ricordi qui, quante limonate lì, quante sbronze lì. La gioventù. Comunque, perché 103 km solo per bere uno spritz? Perché ho pensato bene di andare nel posto dove è stato inventato, che non è Jesolo, però nella provincia di Venezia. Ed ora, se ritrovo la strada, a modo mio vi racconterò la storia dello spritz. Ma te dimmi se devo fare 200 km per raccontarvi la storia dello spritz. Sarà mia normaia. Ciao Jesolo. Rotta troia aggressiva e si ritorna verso Bassano in giornata. Non vi farò mai 103 km ancora? Ma siamo matti. No dai, no.
No, scampa. Scampa! Dietro! Vai a Jesolo in macchina. Guarda qua, che la bici, la corsa, si superano tutti. Ma che bello. Ma perché mai lo spritz è così tanto caro a noi veneti? O almeno a me in particolare? Sì, lo so. Soprattutto a me in particolare. Perché ha una storia che a me piace un casino e che ha a che fare con i tedeschi. Famosa rotta-troia di Jesolo. Questa è famosa per gli sbirri. Seguiamo capio. Ovviamente ho sbagliato strada anche col Garmin. Quindi cosa si fa? Tac, si fa scavalcare la bici. Scavalchi tu in mezzo ai campi, un po' di enduro. No, bisce, via. Ah, le ortiche, portica. Mi mancava anche quella. E tac, teoricamente devo andare. E via gasato. Allunghiamo un po' la strada perché ne hai fatta poca. Ma chi sono che l'ho ritrovata? Che senso d'orientamento meraviglioso. Credo sia la prima volta che capita, bene? Ma non ci incischiamo più e torniamo a noi. In questa strada dimenticata da Gesù, da Drio e da davanti. Ora vi spiego perché lo spritz si chiama spritz e perché a me fa tanto ridere. Praticamente la leggenda narra che sia nato a Venezia o comunque nei dintorni. I buoni veneti, quelli bravi, quei bravi da osteria, bevevano, penso tutte le mattine dalle 8:15 fino a mezzanotte, l'una di notte, il vin bianco, detto anche ombretta de vin, prosecchi, e chi è veneto sa quanto c'est bon. Fino a quando a Venezia non comparirono i primi tedeschi. Ise dappertutto, figurarsi se non arriva anche a Venezia, ciò è la città più bella del mondo. A proposito, Venezia 28, e guardate che meraviglia. Ma cosa avevano questi tedeschi di tanto strano? Trattore, oltre ovviamente a essere biondi, tutti Weisse. Ai tedeschi il nostro buonissimo vino, così delicato, così buono, così frizzantino, insomma il vino più buono del mondo, a loro, a quei crucchi lì, era troppo forte e diciamo che era troppo frizzantino, ma copeve. Scusate, vi voglio anche bene. Non avete montagne, non avete il mare, non capi un cazzo e dopo ci prendete per il culo. Bravi, poverini. Era troppo alcolico. E quindi cosa chiedevano ai vari baristi dell'epoca? Di allungare il buonissimo e beneamato e fantastico vino veneto con del seltz o con dell'acqua per diminuire la tassazione alcolica. In pratica i tedeschi rispetto a noi veneti erano delle pussy, detti anche dei mona, non nel senso troppo bello del termine. Ma come si fa? Hai un prodotto di vino che è perfetto, perché fare le fighette? Se non ti si bonde bere, sta a casa tua, no? E io ribeve a birette e se sbronzi dopo domedie. Per quello dopo le tedesche vengono da noi. Non sei omini. Scherzo, ciao Germania. E da qui l'etimologia della parola spritz, in quanto il tedesco pussy arrivava e chiedeva uno sprutzen. Simon, come cazzarola si dice sprutzen? Che vuoi dire spritzen? Grazie. Roby, ma dove vai? È qua l'aperitivo, Roby. Vieni qua. Che è sinonimo di spruzzare. Insomma, i gacaga e ovviamente il Veneto, che è un po' terra, non capendo una parola di tedesco, eccomi qua, 6 anni che provo, italianizzò la parola sprutzen in spritz. Era molto più semplice, no? Sprutzen, no? Spritz. Pensate voi, una delle bevande più conosciute al mondo nasce da una parola che i tedeschi usavano per modificare ciò che era già perfetto. E il Veneto ha fatto suo. Ma la storia bella di tutto ciò è che poi i veri baristi veneti e i veri vecchiotti, che sei vecchi, ciao Treviso, dopo aver ricevuto questo sacrilegio tedesco, austro-ungarico, quello che sei, cosa hanno ben pensato di fare? Di rimetterci l'Aperol, perché era massa leggero. Deia. Poi ovviamente oltre all'Aperol provarono varie varianti come il Campari, molto buono, o come il Cinar, ve lo consiglio, assomiglia un po' al mezzo e mezzo di Bassano, un po' da vecchiotti ma molto buono. Ma non siamo un popolo meraviglioso? Insegniamo le vere abitudini e le vere specialità nel mondo, anche a chi non sa neanche bere. Le abbiamo tutte in questo paese fantastico, che tutti ci invidiano e che noi con le nostre mani distruggiamo ogni benedetto giorno. Bravi che siamo. Stasì attenti a natura ove copo. E potevo non raccontarvi tutto ciò con uno spritz veneziano. Ecco, insomma, questa era la mia missione. Sono o non sono un genio del male? Oh, che bello. Che poi a forza di parlare di spritz facciamo sta rotta troia. Mi è proprio venuta voglia di dopo quell'altra roba, dopo. E non ditemi che vi ho deluso, che ho già dato che basta. Stasera che arrivo a casa, credo di bermi anche al Brenta. Mamma che buono quel gelato. Mi ha un po' ripigliato. Mi ha anche dato quel non so che de voi de fanno squarehouse. Dai Roby gasato. Oh, il centro di Treviso. Che voi direte? Beh, ti si rivà? Sì. Col cazzo. Fuori rotta. Chiaro. Certo che un bicchierino a Treviso potremmo anche berlo. Roby, meglio che tu non sappia quanti chilometri hai ancora. Focalizzato all'obiettivo di stasera. Che se tornare a casa. Ragazzi, comincio ad avere le allucinazioni.
considerazioni. Sarà un posto tramonto bellissimo di questa giornata che spero sia realmente l'inizio dell'estate, e non so più dove sono. Ho ritrovato la rotta ma la testa mi è partita. Ma se è vero che il ciclismo e le lunghe distanze per il 60% è una questione di testa, mi è a me testa da casso e la game ho quasi fatta. E ve lo dico mentre faccio una rotatroia, In realtà ho scoperto che mi mancano ancora 40 km, però la testa aveva bisogno di motivarsi. Vai Mona, a testa, i due polmoni, il cuore soprattutto, il rene. Uno, vai Mona Roby. Mi sono fermato a mettermi una sottomaglietta perché sta andando giù il sole e c'è sto tramonto bellissimo in mezzo alle vigne. Il vin se fa qua in Veneto. Ah, cos'è la bici? Andiamo, dai. E siamo a Vedelago, ragazzi, non si molla. Come le tipe di Vedelago, insomma. Non so se sapete, ma sai che te a mostra, ma non te ad ago. Traducete voi. Ma dove sta curva? Giù il ginocchio, tutti in piedi sul divano. Sta tranquillo. Segnala la luce, dai. 15 km sono a Bassano, ragazzi. Pazzesco. Non avrei mai pensato. Non mi davo d'olire. Occhio. Investito a 3 km da casa. Sicuro. E alla soglia del 213° chilometro e con il cartello Bassano del Grappa davanti a me, a meno 10 alle 10 di sera, non mi resta che una cosa da fare, ragazzi. Roby Segan. Ehi, no. 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 Eccolo! Vabbè, facciamo che basta. Ma ti pare impennare dopo 8 ore di bici? Deia Mona. Se volete seguirmi su Strava, questo qui, mi trovate cercando Roby Bragotto. Trovate anche tutto il giro di oggi, giusto per scoprire che non ho mentito. E invece mi sa che chi mi segue su Instagram oggi si sia ben divertito, perché qualche monada l'ho messa, sono sicuro. Io pensavo che non ci fosse tanta gente al mare e invece è pieno di culi. Non mi ricordo neanche più dove che so. Facciamo che vi dico 2 considerazioni finali domani. So finio. Oh, voilà! Dalla casa cantiere, che non è quasi più un cantiere, perché ho l'elettricità. Farei così tutto il giorno. Vi invito a iscrivervi al canale qui sotto, cliccando su iscriviti e attivando la campanellina. A voi non costa niente, ma porta il beneficio, e così non vi perderete né gli episodi successivi né quelli precedenti. Ne ho fatti un bel po', In descrizione di ogni video trovate tutti i prodotti che uso e un sacco di info utili. Dateci un'occhiata perché spesso mi fate delle domande, ma trovate tutto lì, con tutti i link, tutto quanto. Cliccate ovunque. Che cosa ho imparato da tutta questa storia? Che non solo siamo meglio dei tedeschi, ma che un veneto per uno spritz può fare veramente di tutto. Ci si vede presto e ci si vede alla prossima, che non so quando sarà perché so finio. Ciao ragazzi, grazie ancora a tutti. Ciao! Sto giro go cagà fuori dal vaso. Salute, 100 ne bevo.